6 punti nelle ultime 2 giornate danno respiro alla Pisana Calciotto, quasi tramortita ma toccata nell'orgoglio dopo le 5 sconfitte consecutive. A sfidare il miglior attacco del campionato c'è l'Italia Calcio di Capitan Severini, che proprio contro il Gem è entrato nella storia della Lega arrivando a quota 100 gol nella massima serie. Benvenuti a Sport City, questa è la 25esima giornata di Serie A. Inizia ora il match con la Pisana in possesso di palla, fa circolare la sfera con i suoi centrocampisti. Vai tu! De Michele e Severini là davanti a giocare a dar fastidio alla retroguardia della Pisana. Ora il pressing è molto blando però dei ragazzi in maglia verde. Il passaggio subito a centrocampo, il cambio di gioco sul fronte destro dove aveva provato a scattare proprio Cesaro. Il possesso di palla da parte di Cervini. Il tocco lì vicino. Porta ancora il pallone Laurato. Ancora Laurato centralmente per Cervini. Il tocco lì vicino, dove c'è un compagno Carnevali, il lancione in area di rigore, non arriva nessuno da questa parte. Poi all'Italia Calcio che prova a ragionare da questa parte, lanciando il pallone sul fronte sinistro, dove c'è Capitan Severini, si sposta il pallone, poi se lo porta troppo lontano. Sarà calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo, battuto molto velocemente da Severini, il tocco lì vicino, subito con il destro di Bernardo, la palla rimane fuori. Primo squillo per l'Italia dopo 2 minuti di gioco. Dai, alziamo ritmo, raga, dai, Ancora Pisana a farla circolare, partendo dalla difesa, il tocco è qui vicino dove c'è Carnevali, il retropassaggio dove c'è De Bernardo che gli aveva chiesto il pallone, poi un compagno lo prende prima di lui. La lancia in profondità, proprio di Bernardo, lo stop interessante da questa parte, poi ancora ad alimentare l'azione proprio Laurato. Laurato porta palla, il servizio lì vicino, c'è subito un compagno, il tiro da fuori, palla che finisce al lato. All'Italia a farla girare da questa parte c'è De Michele. De Michele il tocco lì vicino per Severini, le 2 punte che scambiano e hanno pressato abbastanza nella prima parte, ora si stanno un po' riposando. Il passaggio lì vicino all'Italia che poi commette un'irregolarità e sarà calcio di punizione per la Pisana. Ancora Pisana a farla circolare. Fronte destro d'attacco, il servizio lungolinea dove c'è un compagno, si butta al centro Cesaro, non lo vede partire, De Angelis fa ripartire l'azione proprio lì dove c'è De Michele, il vero collante tra centrocampo e attacco, lo fa molto bene il servizio dove c'è Severini, lo scambio chiesto nuovamente, palla che poi finisce fuori. De Bernardo ricomincia l'azione per i suoi e Pisana in possesso che parte lì dal centrocampo, la progressione centrale è proprio di Laurato, il tocco lì vicino, c'è un compagno, il lancione subito in verticale ma palla che finisce in rimessa laterale.
All'Italia che riparte a far circolare la sfera. Rossi che si è abbassato in questa fase, serve ora Severini. Solitamente Rossi lo vediamo giocare in una posizione più avanzata, proprio alle spalle di Severini, che ora prende e calcia potentissimo, palla che finisce fuori. Con le mani De Bernardo in profondità a cercare Cesaro, lo stop di petto lì della retroguardia a partire molto bene, subito il passaggio in profondità, possibilità per la Pisana a centrocampo, c'è tanto spazio, Laurato il doppio passo, la finta, Laurato con il destro, palla che viene rimpallata, poi ancora il numero 11 in maglia rossa che la riprende velocissimamente, poi serve lì sulla sinistra un compagno, l'arbitro lascia proseguire, non c'è fallo, ma parte proprio la rimessa in favore della Pisana. Cervini ha servito nuovamente Laurato, il passo felpato del numero 11 in maglia rossa, ancora il passaggio lì vicino dove c'è Cervini. Carnevali, prova centralmente, lo scarico da quest'altra parte, ancora Carnevali. Prova a proteggere la sfera, circondato anche da un avversario che gli ruba il pallone senza fallo, poi Severini riceve ora in verticale di Michele, si sovrappone, possibilità interessante, poi il cambio di gioco da quest'altra parte, dove accorre un compagno, fronte destro, pallone messo al centro, non c'è arrivato Di Michele, poi ora colpisce il pallone con la schiena e in uscita molto molto bene la Pisana a farla girare lì con Laurato. Il passaggio lì dove c'è Cervini. Pisana che si chiude nella propria metà campo facendola circolare, facendo salire i difensori della Pisana, aspettando il momento giusto per scoprire la squadra in maglia verde. Ora Rossi che riesce a recuperare un pallone a centrocampo, sta giocando ancora da mediano, poi De Michele con il mancino De Michele, De Bernardo con i pugni a dire di no. Ancora Pisana lì da quella parte con Laurato. C'è Cervini che chiede palla, è libero a centrocampo, Carnevali preferisce giocarla subito in verticale per Lalli, recupera molto bene l'Italia. Rossi, fronte sinistro, il cambio di gioco, Severini sul secondo palo, Severini, De Bernardo riesce in qualche modo. A centrocampo la pressione dell'Italia che questa volta non riesce ad andare a buon fine. Ora fronte destro d'attacco, la progressione centrale, l'avanzata ancora, il tiro in porta potentissimo. Laurato ci prova da ogni posizione, fa tutto da solo e questa volta colpisce l'esterno della rete. Pisana a batter corto il servizio, il destro di Cesaro, palla che finisce fuori. All'Italia che può ripartire in questa fase, partita molto interessante, le due squadre che non si risparmiano, giocano con i reparti molto lunghi. Ora Di Michele appoggia lì sulla destra dove c'è un compagno, il servizio ora per Severini che si materializza praticamente dal nulla, poi Di Michele al limite dell'area di rigore, Di Michele con il destro De Bernardo, plastico, a dire di no. Ora ancora l'Italia a recuperare la sfera da quella parte con un Di Michele scatenato, la prende veramente ovunque, c'è Severini al centro, il servizio ora c'è lì vicino un compagno che prova a servire il passaggio in verticale di Bernardo ora con i piedi costretto a spazzarla lontano. E ancora il centrocampo in maglia verde a detenere il possesso. Sale palla al piede il centrale, lo scarico dove c'è un Rossi totalmente solo e appoggia molto bene sulla destra dove lì c'è un compagno. Rossi rivuole la palla dietro, eccolo qui, le riceve lui con il suo sinistro magico, l'appoggio fuori, lì c'è un compagno il destro, palla che finisce fuori. De Bernardo lì vicino. Laurato. Centralmente ingabbiato da due giocatori il numero 8 in maglia rossa. Poi lancione profondo a cercare Cesaro, Laurato la prende lui, la aggancia. Serve Cesaro sul fronte destro, tentativo di 1 contro 1 con il destro Cesaro, quasi da posizione impossibile, il pallone fa la barba al palo.
prossima mi vieni, Giordano, vai basso. Rossi che porta palla, serve centralmente Severini che si è abbassato quasi da falso 9. Si sposta il pallone sul mancino, poi sul destro, ancora sul mancino e prova ad andare nell'1 contro 1, ma viene fermato molto bene dal capitano che la gira subito sul fronte sinistro, dove c'è Laurato. Finte ubriacanti da quella parte, ma il pallone viene poi recuperato molto bene dalla retroguardia in maglia verde che prova poi a far ripartire l'azione palla a terra da Rossi, il regista basso, che oggi sta giocando in una posizione insolita, fronte destro di Michele, il tocco per Severini, Severini appoggia sulla sinistra dove corre un compagno, il cross al centro, De Bernardo riesce con la manona a dire di no, poi palla fuori molto bene dove c'è Cesaro, Cesaro la gira da questa parte, Laurato. L'attacco della Pisana, che è il migliore del campionato, non dà punti di riferimento all'avversario. Ora guardate cosa sta facendo, tutto da solo proprio Laurato. Va via a qualsiasi avversario, l'appoggio dietro dove c'è un compagno, c'è il calcio di punizione. Vieni, Vino. No, mano del Giordano basso. Battuta molto veloce al centro, subito l'arbitro poi fa ribattere. Dai Cristian! Luca! Sistema il pallone Cesaro. Calcia con il destro, palla che finisce fuori. Ancora l'Italia a giocare da questa parte dove c'è De Michele che può avanzare praticamente indisturbato fino a un certo punto. Poi la palla se la sposta sul sinistro e cambia gioco dove c'è un compagno dall'altra parte. Rossi chiede il pallone, il servizio ancora per De Michele al centro. Il controllo un po' difettoso, poi il passaggio subito in verticale, palla che non riesce ad entrare dentro l'area di rigore. Poi possibilità ora per la Pisana al centro. Guardate cosa fa molto bene in dribbling Laurato, calcio di punizione. Batte velocemente la Pisana, quasi a sorpresa, però sono ben piazzati i difensori dell'Italia. Sul fronte sinistro il tocco di Laurato al centro dove c'è Capitan Cervini che prova a convergere verso il centro, poi con il destro, palla che finisce fuori. Riparte ancora nuovamente l'Italia Calcio lì sul fronte sinistro dove c'è Severini che sta svariando veramente tantissimo in questa fase. Il passaggio rasoterra, palla che viene intercettata dal numero 6 in maglia rossa che prova a far ripartire l'azione, poi sul fronte sinistro Laurato, il cambio di gioco dall'altra parte, poi l'appoggio lì vicino dove c'è Cervini, ancora per un compagno sul fronte destro, reclamano il pallone in area di rigore, palla che viene messa fuori, c'è densità in quella posizione di campo. Ora ancora la progressione di Laurato, il tiro che viene rimpallato e Severini può propiziare il contropiede lì dalla destra dove Di Michele di solito è veramente tagliente. Ancora Di Michele, il doppio passo, l'appoggio per Severini in area di rigore, la mette al centro sul secondo palo e l'Italia va in vantaggio. Il gol è stato siglato da Del Genio. Devo staccarmi, ma tutte loro via. No, tutti devo staccarmi. Sì, l'ho visto. Sì, mettiamo il capitano e riprendiamo. Riparte la Pisana. Che viene attaccata subito molto alta proprio da Severini. De Bernardo serve lì vicino un compagno, poi De Bernardo che viene attaccato, apre il piattone dall'altra parte dove c'è il suo terzino pronto a sciabolare lì davanti dove Cesaro colpisce di testa ma alla fine riesce semplicemente a guadagnare una rimessa laterale. Cervini a far ripartire l'azione, errore in fase di impostazione, ancora rimessa laterale in favore della Pisana.
Ma primo time out. Dobbiamo staccare e tenere le posizioni nostre. Dobbiamo tenere le posizioni Lo scarico per eliminare dell'aria, ma non l'ha fatto 4 tocchi. Se può fare, siamo 2 in più, dobbiamo mozzicare. Non sappiamo, invece come dopo stai a rincorrere. Io non si chiamiamo, uomo, io, tu non lo sento. Vai te, vado io, uomo, non lo sento. Dai, dai! Giordano! Ricomincia il gioco con la Pisana a battere la rimessa laterale. La batte lì vicino, ma l'Italia va a pressare subito molto alto. De Bernardo a servire subito un compagno lì vicino. C'è Cesaro che scende, ancora i centrali ad impostare. Lì dalla destra la circolazione della sfera dai parti di ragazzi in maglia rossa. C'è Cesaro che attacca da quella parte. Ora palla che passa tra i piedi di Cervini. Proprio Cesaro che è partito centralmente. Rimessa laterale in favore della Pisana. La rimessa battuta corta. Cervini viene attaccato. Ancora Cervini, il cambio di gioco lì dalla destra dove corre un compagno. Si abbassa il solito Laurato a prendere palla. Cervini viene liberato a centrocampo. Cervini, c'è Cesaro che accompagna l'azione. Poi da quella parte la parata plastica di De Angelis. Tocco lì vicino, è una delle poche occasioni importanti per la Pisana, proprio dopo 15 minuti di gioco. Possibilità per l'Italia, l'appoggio di Rossi veramente molto elegante per De Michele, che è il vero e proprio collante tra centrocampo e attacco. Solitamente da quella parte è devastante, ora serve dall'altra parte proprio Severini. Severini che punta all'area di rigore, Severini ancora alla finta. Poi al limite dell'area di rigore prova un colpo di tacco. C'è Rossi da quella parte che viene attaccato in verticale, una magia di Rossi. De Bernardo poi se la ritrova lì, ma questa è una grande occasione per l'Italia. Lì dalla destra Laurato che ha raccolto nuovamente la palla. Il retropassaggio un po' rischioso perché il pressing dell'Italia è importante da quella parte. Ora prova a dar fastidio proprio con un giocatore, il cross al centro. Da quella parte c'è Rossi al limite dell'area di rigore, ancora l'appoggio per un compagno. Rossi reclama nuovamente il pallone, eccolo qui Rossi, dentro in verticale, la palla rimane fuori, il tiro in porta. Poi rimessa laterale, ancora con Del Genio, proprio Del Genio che è stato l'autore del gol del vantaggio dell'Italia. Ora raccoglie il pallone con il destro De Bernardo, spettacolare, in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo per l'Italia, il traversone sul secondo palo, la palla rimane fuori, Severini si avventa ora sulla sfera, la protezione di palla da parte del numero 6 in maglia rossa, poi De Bernardo ancora in questa fase di impostazione complicata, poi scivola in qualche modo, la mette in calcio d'angolo, ma in affanno la retroguardia della Pisana che sta soffrendo in questa fase della partita. La rimessa laterale che verrà battuta proprio lì vicino dove c'è Rossi, Rossi porta ancora palla, poi il tocco lì vicino. Tentato tutto di prima, poi pallone raccolto nuovamente da Del Genio che sta facendo una partita di sacrificio a centrocampo, retropassaggio e l'Italia può ripartire da dietro, il cambio di gioco lì sul fronte sinistro, lo stop elegante come al solito di Rossi, ancora Rossi, non riesce. Rossi la mette al centro, Severini prova a coordinarsi poi Di Michele, palla che finisce fuori.
È mia comunque, no io. È mia comunque, no io. Cesaro. La progressione di Cervini da quella parte, che sale spingendo sulla fascia, Laurato si abbassa a centrocampo. Eccolo qui Laurato. A fungere praticamente da regista avanzato. Ancora Laurato. Il tocco lì vicino. Fronte sinistro d'attacco dove c'è un compagno che prova il tiro che viene deviato, la palla poi rimane lì. La blocca De Angelis. Del Genio da quella parte a salire. Aspetta l'arrivo di un compagno, serve in verticale, poi ancora Del Genio, il tocco lì vicino e centrocampo della Pisana che fa buona densità in quella fase del campo, tentare un doppio passo un po' complicato, Laurato da quella parte, guardate cosa sta facendo, Laurato da quella parte, il servizio dietro per Cesaro, ancora a circolare la sfera con Carnevali, tutto molto bene di prima, ancora Carnevali, il doppio passo, la palla sul sinistro con il mancino, prova ad allungarsi De Angelis e poi serve anche un compagno che guadagna una rimessa laterale. Severini. Il tocco di prima per De Michele di tacco, interessante il servizio, Carnevali, poi Severini si ritrova alla sfera lì, sul fronte destro, ancora Severini che punta all'area di rigore, il passaggio che viene deviato. Sarà calcio d'angolo. Tema frequente della partita, il calcio d'angolo, ce ne sono stati veramente molti. Il passaggio per Severini a cambiare gioco di De Michele. Severini ancora da quell'altra parte a cercare a trovare De Michele che cerca di convergere. La finta interessante ancora del numero 17 in maglia verde. Il servizio che viene intercettato poi dalla destra. Ancora il difensore in maglia rossa a cercare di disimpegnarsi in quella zona. Si può ripartire da quella parte con Carnevali che va a impostare. Preciso il passaggio proprio per Cervini che passa dietro dove c'è Laurato, ubriacante con le sue finte fin dai primi minuti del match. Cesaro ancora a cercare l'1-2, fa molta densità la retroguardia in maglia verde quando i giocatori in maglia rossa si avvicinano lì. De Michele, palla per Severini, Severini il colpo di tacco De Bernardo, poi Severini ancora De Bernardo. Carnevali, il passaggio in verticale interessante, lo stop non interessante. Ci sono delle proteste in questa fase del match con l'Italia ora in possesso. Severini la riceve lui, eccolo qui Severini, cerca spazio per calciare, il tocco lì ancora Severini con il mancino, il tiro che finisce fuori. De Bernardo riparte lì vicino da Carnevali. Lancio profondo, un tema frequente della partita, l'aggancio praticamente impossibile di Cervini! Ma che cosa ha fatto Cervini? Il gol del pareggio della Pisana, un funambolo pazzesco, 1-1. Ricomincia il match, un gol straordinario di Cervini, tutto al volo a scavalcare il portiere, un aggancio dopo un lancione profondo di Carnevali, ora De Bernardo la prende facilmente. Carnevali, proprio lui che ha propiziato il
L'assist per Cervini, che ha fatto qualcosa di straordinario da quella parte. Ora Laurato a cambiare gioco dall'altra parte. Eccolo qui Cervini, si porta avanti la sfera, ancora per Carnevali, raso terra da questa parte. Ha lavorato ancora per Cervini, a ricominciare dalla difesa pisana, che in questa fase sembra aver acquisito fiducia proprio dopo quella magia incredibile del capitano. Ancora l'Italia che prova una reazione con De Michele, che non demorde da questa parte, prova a cambiare gioco, pallone che viene intercettato al centro, ancora dal centrocampo, e il passaggio poi di Laurato per Cervini è impreciso. De Michele che riceve palla, totalmente libero. De Michele prova a convergere verso il centro. Sarà ancora rimessa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Rimessa laterale, battuta lì vicino dove c'è Del Genio. Cerca l'ausilio di un compagno. C'è De Michele ancora per Severini, alla ricerca del suo 30° gol. De Michele. Ancora De Michele. Aspetta l'arrivo di un compagno. Arriva puntualmente da questa parte, poi sul fronte sinistro ancora ad elaborare un'azione complicata, la conclusione da fuori, ribattuta da Carnevali, che sta facendo una grande partita sia in fase di copertura sia in fase di impostazione. Si sta proponendo da quest'altra parte Laurato, il passaggio è impreciso e non riesce a concretizzare un'azione che poteva essere veramente molto interessante. Ora Di Michele a centrare l'aria con Severini, con il destro, rimpalla veramente molto bene anche Cervini. Cervini straordinario, sia in occasione del gol sia ora in occasione di un recupero. Ora ancora recuperare una sfera. Poi De Bernardo fa ripartire l'azione lì da Carnevali, che prova ad andare da solo e circondato da due avversari, esce molto bene. Poi Cervini, ancora Pisano a ragionare, De Bernardo. De Bernardo costretto a lanciare profondo, Laurato guadagna un calcio di punizione. Carnevali, arbitro che fischia alla fine della prima frazione di gara, che si chiude sull'1-1. Ragazzi, possiamo riprendere. Ricomincia ora la seconda frazione di gara con l'Italia Calcio in possesso di palla. Lì dalla sinistra con Del Genio. Converge verso il centro. Severini. Appoggio per un compagno. Ancora Severini. Da questa parte dove c'è un compagno pronto a ricevere il passaggio poi al centro. Prova a girarsi in qualche modo Del Genio. De Bernardo con la manona a dire di no in calcio d'angolo. Primo corner della ripresa battuto fuori. All'Italia ancora in possesso. Severini quasi a fare il trequartista sinistro. Ora a cambiare gioco e a cercare un compagno. Laurato. Recupera molto bene Laurato e ricomincia da dietro. La pressione di Del Genio, che ora sta giocando come prima punta e si scambia molto spesso con Severini, calcio di punizione. Cambio di gioco dall'altra parte, a cercare Cesaro, la retroguardia. Pisciare. Passaggio di 20 metri. Carnevali prova a far tutto da solo. Bene in questa fase a cambiare gioco dall'altra parte dove c'è Laurato. Laurato che viene contrastato. Senza fallo secondo l'arbitro si può continuare a giocare De Michele. De Michele la prende lì da centrocampo. Accarezza il pallone e poi si ferma aspettando un compagno. Si gira in un fazzoletto De Michele. Prova a servire Severini. Poi la palla rimane lì a mezz'aria. E la difesa della Pisana a recuperare. Con Cervini. Retropassaggio dove c'è Cesaro, poi Carnevali. Sale ancora Carnevali. Sta facendo tutto Carnevali, il servizio per Laurato. Pericolosa questa azione, 1 contro 1.
Laurato a convergere verso il centro, salta via un avversario, ancora Laurato, il passaggio dove c'è Cervini lì vicino, il tiro di Cervini, la doppietta personale, un altro gol fantastico del capitano della Pisana, 2-1. E all'Italia pronta a ricominciare con Severini che prova a far tutto da solo da quella parte, va via Severini, la mette al centro De Bernardo, in corner. Dai, che cazzo stiamo a fare? La reazione dell'Italia, impellente. Traversone al limite dove c'è De Michele. C'è un compagno lì vicino, poi ancora Di Michele. La tiene lui. Palla in verticale, poi sfera che rimane al limite dell'area, Carnevali. Ci pensa lui, si gira in un fazzoletto, veramente egregiamente. Il giocatore in maglia rossa, il passaggio poi per Cesaro che calcia alto. All'Italia chiamata a reagire immediatamente con Del Genio che prova a puntare la difesa. C'è Severini lì vicino. Va via Severini di forza, guadagna forse un calcio d'angolo. Se svegliamo. De Angelis la batte, De Bernardo la batte lì, calcio di punizione in favore della Pisana. Con le mani il fallo, non con i piedi. Dai Andrea, dai. Carnevali batte velocemente ma colpisce un compagno, prova a ripartire dall'Italia ma la Pisana guadagna una rimessa laterale. Che Laurato si appresta a batterli vicino dove c'è Cesaro. Carnevali per ripartire da dietro. Avanza molto bene lui. Poi De Bernardo. Cesaro. Carnevali. Ma via da solo Carnevali. Partita incredibile oggi di Carnevali. Cesaro. Per De Bernardo. Che rinvia veramente molto lunga a cercare Cervini, poi il colpo di testa, poi di tacco interessante da quella parte. E ancora l'Italia ad alimentare l'azione lì sul fronte destro d'attacco. Ancora possibilità, la palla che poi converge, Cervini riesce a recuperare anche questa, poi il doppio passo. Interessante del numero 8 che oggi sta facendo di tutto, ancora Cervini che avanza, prova a fare qualsiasi cosa. Ancora Capitan Cervini, il tocco lì vicino, dove c'è Laurato che con il destro ci prova. Palla che finisce fuori. Ancora l'Italia a cercare disperatamente il gol del pareggio. Severini prova a convergere verso il centro. Prova con la punta a mettere in porta un compagno. Poi lì sulla sinistra viene reclamato un calcio di punizione. L'arbitro lascia giocare. Lì su De Michele. Severini fuori, c'è Del Genio che prova ad appoggiare dove c'è un compagno, lì vicino con il mancino, palla che finisce fuori. De Bernardo. Il lancio profondo dove non arriva nessuno. La rimessa per l'Italia che ora ha abbassato leggermente il ritmo, ora con Nuti prova a girarla sulla destra. De Michele si è abbassato lì all'altezza della tre quarti, pronto a ricevere palla. Lo fa ora. Eccolo qui De Michele, c'è spazio, non lo va a marcare nessuno, va con il mancino. Palla che finisce fuori. Carnevali. Ancora rimessa in favore dell'Italia. Poi Carnevali a sbrigliare
Una situazione complicata. Carnevali porta palla. Aspetta l'arrivo di un compagno. Lungolinea il servizio per Cervini. Poi Carnevali. Carnevali in un fazzoletto veramente molto bene per Cesaro. Palla per Cervini, che ora fa addirittura la prima punta. Si muove molto bene, prova ad andare via. Questa volta non riesce. Vabbè, diventa rosso, io non c'ho problemi. Dai, va bene, direttamente. Mi sembra che l'ho dato io. Sì, sì, ce l'ho. Non lo so, dovete chiedere a lui, non penso. Vabbè, ok. Ricomincia la partita dopo qualche protesta, dove è stato ammonito Cervini. Prova ad andare via Severini lì dalla destra, l'appoggio ancora avvolgente, ora l'azione dei ragazzi in maglia verde, possibilità di contropiede per la Pisana, c'è il solo Cervini che ora il gioco viene fermato per una botta. Fair play in campo, palla restituita alla Pisana. Carnevali ad andare via. Retropassaggio lì dietro, Carnevali che chiama ancora il pallone a centrocampo, la densità è ancora rimessa questa volta però in favore dell'Italia. Quarto d'ora. Laurato porta palla lui, prova a girarsi Laurato, la gira da questa parte. Il lancione dall'altra parte dove c'è l'inserimento di Cervini. De Angelis poi praticamente travolge un compagno. Tocco corto di Cervini per Laurato, prova un colpo di tacco, Cervini se la ritrova lì molto bene. La Pisana preferisce ripartire da dietro con un giro palla, ora con Carnevali lì dalla sinistra, il cambio di gioco da quest'altra parte dove c'è Cesaro, prova uno stop, con la mano secondo l'arbitro. E l'Italia che prova a ripartire velocemente, deve velocizzare decisamente l'azione, ha abbassato leggermente i ritmi e la squadra in maglia verde in questa fase. Del Genio che prova a puntare l'area di rigore, Severini la chiama, lì al limite dell'area c'è un compagno lì vicino, poi ancora Del Genio, avanza lui, Severini da posizione praticamente impossibile, prova a far tutto da solo, la mette al centro, la sfera finisce fuori, poi Del Genio la raccoglie nuovamente, con il mancino prova a calciare. Ancora respingere la difesa, poi Carnevali si gira veramente molto bene, ancora per Laurato, lo scavetto sotto a lanciare il solito Cervini che può puntare l'area di rigore in un 1 contro 3, praticamente l'arrivo di Laurato lì dalla destra, Laurato con il destro e palla che finisce fuori. La Pisana riparte in contropiede e crea buchi nella difesa dell'Italia. Severini da questa parte prova a chiedere il pallone, il tiro in porta De Bernardo va giù dalla distanza, la conclusione poi in due tempi la mette lì. De Bernardo con i piedi a lanciare profondo, a cercare Laurato. La palla non gli arriva pulita e la difesa dell'Italia può ripartire e può rigiocare la sfera. Ora Severini prova a convergere verso il centro con il suo baricentro basso, praticamente riesce quasi sempre ad uscire fuori da situazioni complicate, la palla rimane fuori, poi il servizio per Del Genio raso terra, la palla rimane al limite dell'area, da fuori ancora Severini, prova a creare un pertugio impossibile e poi De Bernardo la chiama e la blocca lì.
in uscita, qualche problema di impostazione da parte della Pisana, poi una spinta e un calcio di punizione, c'è qualche protesta ora per un vantaggio Giordano! che non è stato concesso. Cristiano! Cristiano! Mettete con Lea. Ci mettiamo su tutti e due i pali, oh, davanti al portiere! Davanti al portiere! Uno sull'altro palo! Andrea, vai, Andrea! 4 qua! Vai, Andrea! Oh, con lo schema si fa gol qua, sul palo! È pronto con il destro, va Severini, il pallone che viene deviato e gol del pareggio dell'Alitalia quando sono passati 40 minuti. Mister, chi l'ha deviata? Però abbiamo detto che se no stiamo un altro quarto d'ora a fare così. Mister, Oh, sono 6 da inizio partita, ragazzi. Sta Calcolando il tempo questo. Dai, dai, dai! Pisana che ricomincia a giocare da questa parte. E subito la pressione Carnevali, poi la palla fuori, Rossi riesce a recuperarla molto bene, poi Del Genio dalla sinistra la mette al centro Del Genio e ancora la retroguardia in maglia rossa a recuperarla da questa parte, poi fronte sinistro ancora che riparte la Pisana, centralmente prova ad attaccare ancora con il solito capitano. Cervini ci ha provato veramente facendo un'azione incredibile. Ora dalla destra l'Italia che prova a cambiare fronte, a dar fastidio da quest'altra parte. Lì da fuori non arriva nessuno. Cervini. Laurato, la tiene lui Laurato. Prova ad andare via Laurato e poi la gioca da questa parte dove c'è Carnevali. Aspetta l'arrivo di un compagno. Lì vicino. Rimessa in favore della Pisana. La rimessa è stata battuta lì, corta, Laurato prova ad andare via da posizione impossibile, riesce, ancora Laurato, servito da Cervini, è una sentenza con il destro, Laurato, 3-2 per la Pisana, risponde subito. Ventesimo gol stagionale per Laurato. De Michele ancora all'Italia, avvolgente da questa parte, con Severini. De Michele, va via molto bene De Michele, De Bernardo, in calcio d'angolo. All'Italia che ha reagito subito. Sul secondo palo aggancia Severini con il destro, palla che viene deviata e colpisce la traversa. Vibra tutto Sport City. Calcio d'angolo battuto teso sul secondo palo, lo stacco di testa e palla che finisce fuori.
De Bernardo la gioca lungo linea dove c'è Cesaro che si porta però il pallone fuori. Rimesso laterale battuto lì vicino dove c'è Del Genio, all'Italia tutta in avanti a cercare il gol del pareggio. Fronte destro d'attacco, la progressione, il servizio per Rossi che è appena rientrato. Ancora lì la progressione di De Michele. Prova a puntare l'area di rigore con una serie di finte, il servizio e sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto teso al centro, poi ha alzato un campanile di testa, Severini prova a recuperarla lui con il suo baricentro basso, ancora Severini, protegge la sfera, servizio lì vicino dove c'è De Michele con il destro, palla alta. De Bernardo il rinvio molto lungo a cercare Cervini che prova a proteggerla, a nascondere la sfera da quella parte. È complicato lì per la Pisana, poi il passaggio dove c'è Laurato che prova con una serie di finte. Con il destro Laurato, vibra il palo. L'Italia calcio negli ultimi 5 minuti di gioco con Del Genio ad avanzare. Del Genio prova alla progressione centrale ma non riesce. Poi eccolo qui lì vicino il servizio per De Michele che prova a puntare l'aria. Ancora Severini. Severini d'esterno a cambiare gioco. Preciso esattamente sui piedi dove c'è un compagno. Lì il passaggio centralmente. De Michele ancora lo scarico da fuori con il destro e palla fuori. La fa circolare l'Italia lì con Del Genio, poi Severini, Del Genio si butta dentro, prova a girarsi e poi Del Genio non riesce a metterla dentro da 2 passi, manca il tap-in con De Bernardo che era uscito aggressivo sui piedi. Fa ripartire l'azione proprio De Bernardo, il passaggio interessante ora per la possibilità di 1 contro 1, Cervini nasconde il pallone con un tunnel, il servizio sul fronte sinistro, è Laurato, tu per tu con De Angelis, la spara di fronte al portiere. Laurato per Cervini, il tocco corto lì vicino. Ancora Cervini, prova ad andare via di forza, da solo Cervini con il destro, De Angelis la mette fuori, ancora Cervini, straordinario. Cervini lì vicino, il servizio, l'Italia guadagna un calcio di punizione che fa ripartire velocemente l'azione centralmente, la progressione centrale, il tiro in porta, calcio d'angolo. Cross al centro, poi sfera messa via e possibilità di contropiede con Laurato che punta la difesa avversaria, c'è una sovrapposizione di Cesaro, Laurato, ancora la finta sul mancino, Laurato, un altro doppio passo, prova a convergere da solo, sono 3 i difensori e i giocatori dell'Italia, poi Laurato saggiamente poi prova a recuperare la sfera, un giocatore dell'Italia ci riesce, centralmente ancora con Rossi il passaggio, Carnevali fa una copertura straordinaria, Carnevali eccezionale in tutto il match, copre e fa ripartire l'azione veramente con una qualità straordinaria, Severini centralmente, Severini con il destro e il gol che il pareggio 3-3 al 48esimo minuto di gioco.
30° gol stagionale per Luca Severini. Luca, dai, dopo iniziare la partita, Cimbo, stai alto, G. Dai, Cristian, dai Enrica. Dai Jordi. Dai, Dai sopra, bravo da. Cimbo, d'attacchi al capitano. Carnevali prova centralmente ad andare da solo. Fronte destro d'attacco. E tentativo di andare via da parte di Laurato, di Cesaro. Cesaro che è stato chiuso molto bene in questa fase. Fronte destro, ancora Severini. Avanza Severini, poi sul servizio lungolinea, il cambio di gioco di Michele, la mette giù, uccide la sfera, poi serve un compagno che sta salendo da questa parte. Carnevali esce molto bene, viene anche attaccato, calcio di punizione per la Pisana. Lungolinea il servizio per Cervini, si porta via un avversario, lo scarico da questa parte dove c'è Laurato, prova ad andare via Laurato, viene chiuso, rimessa laterale. Riparte ora l'Italia. Centralmente con Del Genio, avanza Del Genio con il destro, De Bernardo con i pugni, la sfera rimane lì ancora, ribattuta e poi palla in rimessa laterale all'Italia vicinissima al gol del vantaggio. La rimessa corta, Rossi, l'appoggio lì, quanta qualità, ora sulla tre quarti ancora con Rossi, il servizio d'esterno e calcio d'angolo. Rossi al limite, c'è Severini, la coordinazione Severini, De Bernardo e sulla ribattuta arriva il gol del vantaggio con Del Genio, 4-3. Massimo. 4, 2, 1. Dani. Dai, raga, dai, oh. Jordi. È la Pisana che deve recuperare, cominciare a giocare. Prova a salire, palla al piede, poi centralmente il tocco di Cervini per Laurato, ora un compagno lì vicino, la palla non sfila a sufficienza lì dove stava andando proprio il numero 11 in maglia rossa, il cambio di gioco lì dove c'è Del Genio. Severini di prima, no Luke, dall'altra parte non aggancia De Michele. Grandissima giocata di Severini da quella parte. Due giocatori a recuperare la sfera lì sull'angolo, poi De Bernardo ci mette una pezza, la palla rimane ancora in gioco, c'è Del Genio per Severini! 5-3 all'Italia Calcio, chiude il match. Buona Luca. Venga capitano. Dai Luca ancora, Luca. Ora la Pisana tramortita dall'1-2 micidiale dell'Italia, che è riuscita a recuperare una partita veramente molto complicata. Ora con Del Genio e fa ricominciare i suoi molto bene da questa parte. Ancora possesso dei ragazzi in maglia verde. Lì vicino c'è un compagno, Severini. Punta l'area di rigore, Severini con il destro gira, la palla finisce fuori. Daniele, te la posso chiedere dopo? Sì. Anzi, grazie.
Laurato, lì dove c'è Cervini. Cervini prova a far tutto da solo. Distanza, dai, dai. Dai, non l'ha chiamata? Dai, vai. Tiro in porta che viene deviato, poi palla che finisce fuori, ancora calcio d'angolo. Non c'è più tempo, arbitro che fischia alla fine del match. L'Italia vince una partita importantissima, 5-3 in rimonta. La Pisana non dà continuità rispetto alle 2 vittorie, 3 punti importantissimi che proiettano la squadra di Severini in una zona decisamente più tranquilla.